All'età di 23 anni ha conquistato la Coppa dei Campioni con il grande Milan di Arrigo Sacchi. Nel 98 ha sfiorato la Coppa delle Coppe con il sorprendente Vicenza di Checco Guidolin. Il tempo è passato, quali sono i ricordi? Insomma, Fabio Viviani non insegue più il pallone già da qualche anno. Ha maturato esperienza al fianco di Eddie Reia ed ora siede sulla panchina del Portogruaro, la squadra che insieme a Chievo e Cittadella sta scrivendo la vera favola calcistica del Nord-Est. con la partecipazione di tutti, con il grande entusiasmo che sentiamo in città, potremmo fare una grande impresa. E stavolta grande impresa significa salvezza, se si considera soprattutto che domenica sera i Granata saranno al loro debutto assoluto in Serie B. Giocheranno in esilio allo Stadio Friuli, in attesa che la capienza del Mecchia venga portata a 4.000 posti. Noi abbiamo bisogno del nostro fortino, abbiamo bisogno della gente di Portogruaro che stia il più vicino possibile alla squadra. I giovani sono la sua scommessa, il capitano Marco Cunico la sua certezza. Fabio Viviani vuole un Porto che, a partita in corso, sappia agilmente cambiare modulo, come il camaleonte cambia pelle. Ci teniamo questa arma nel nostro arco per poterla sfruttare. Senza contare che mister Viviani non ritiene affatto chiusa la campagna acquisti. Adesso vediamo se davanti magari troviamo un altro ragazzo che voglia venire qua a Portogruaro e darci una mano.